Il manuale di Kama Sutra tenuto bene sulla libreria, mai usato, mai consultato per pura ingegneria, con tanto di illustrazioni scientifiche e parascientifiche. Io mi ricordo un insegnante giapponese di statura molto bassa, un organo, una chiesa, San Francesco che mi fissava, mia madre seduta nella sacrestia che mi aspettava. Ma certo che lo so che cos'è l'Eschimo, anzi ne ho uno bucato dentro l'armadio, lo tengo lì perché il tempo è indigesto, per protesta, perché l'Italia così è indigesta. L'atteggiamento che ho adottato in questi anni di lavoro era quello di sentirmi completamente ignorante, perché solamente riuscendo a stare dentro a questo stato d'animo mi permetteva di capire qualcosa che era più grande di me e quindi di conoscere, arrivare alla conoscenza, arrivare a, come dire, a lucidare quei dubbi che ci sono anche nell'adolescenza. E facendo questo ho trovato, magari leggendo libri, incontrando persone speciali, che poi questi dubbi vengono spiegati. O Sarasvati, o dea della musica, proteggi queste transizioni, queste note, questa avventura, a volte indegna, a volte vanitosa, a volte, credimi, ci fa paura, che sarà meglio prepararsi in tempo per non avere sorprese. Accendo un incenso comprato ieri dal thailandese, di carta ce n'è in abbondanza, l'inchiostro non manca e c'è un'anima in fermento. Poi ho fatto un lavoro anche perché all'inizio non pensavo di poter scrivere. Qualcuno mi ha detto ma scrivi e facendo questo esercizio ho scoperto che sono venuti fuori papiri di cose che poi a distanza di tempo ho riletto e ho trovato molto interessanti. Quindi ho cominciato a prendere quello che c'era di meno banale, di più interessante e cercarlo di condirlo, ecco, attraverso la scrittura di una canzone, perché la canzone ha delle regole, la canzone, anche se non sembra, però ce le ha. Fiori su sassi, ecco la nostra migliore calligrafia, parole che si disperdono come nel vocabolario in un secondo, come una madre che porta in grembo il suo ultimo figlio. Ma certo che mi puoi dire che sono un gran testardo, che sono un visionario, che arrivo sempre in ritardo. Ma come faccio a capire il silenzio se prima non prendo per mano il rumore? Come faccio a testare il silenzio se prima non prendo per mano il rumore? Come faccio a gustarmi i tuoi occhi se non confondo un po' il cuore?